Abbiamo pensato di coinvolgere gli alunni delle scuole elementari per avvicinarli alla musica. Il conservatorio è strutturato in corsi di base, propedeutici e accademici. Triennio e biennio. Sostanzialmente il corso di base corrisponde alla fine alla fascia della scuola media come target, come fascia di età. Però sappiamo che per iniziare a studiare uno strumento l'età migliore è proprio l'età delle elementari, e quindi ci siamo chiesti come poter arrivare anche a questo tipo di utenza. È nato il percorso Crescendo, quindi cioè una proposta didattica alleggerita, quindi un approccio morbido al conservatorio, che prevede una serie di lezioni di strumento, solo strumento, senza teoria, di mezz'ora ciascuna. In quello sta anche la leggerezza del percorso, esatto. Perché è solo un approccio strumentale con meno materie che un pochettino pesano nel percorso. Esatto, perché futuro. Poi mano a mano che si procede si aggiungono discipline. Esatto. Quello è esatto. Mentre in questo caso ci sarebbe solo lo strumento. È rivolto alle classi terze, quarte e quinte, quindi può durare 1 anno, 2 o 3 a seconda dell'età, e poi appunto l'obiettivo finale è quello di arrivare all'ammissione al corso di base. Proporremo un po' tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione come corsi, e l'iscrizione, la prescrizione anzi meglio, dovrà avvenire a partire dal 9 di gennaio e fino al 21 gennaio, esatto, e poi ci sarà l'effettiva iscrizione a seguire. Da febbraio, partirà da febbraio. Le lezioni partiranno da febbraio. Importante dirlo. Sarà entro febbraio. Entro febbraio fino a giugno, 10 lezioni, giusto Paolo? Sì, esatto. Rientra in una serie di iniziative rivolte alla scuola elementare che sono cominciate con delle lezioni concerto, un corso di formazione per le maestre, e poi ci saranno a maggio le lezioni concerto che coinvolgeranno, come già abbiamo preannunciato, 1 migliaio di alunni delle scuole elementari, perché crediamo molto in questa iniziativa. Diciamo che l'obiettivo è quello di, con l'esperienza che abbiamo avuto, di avere un po' di propedeutica prima del corso base, perché spesso e volentieri al base accedono gli allievi che non hanno molta conoscenza ancora della materia musicale. Le lezioni sono a pagamento per le famiglie? Sono a pagamento, però sarà una quota, diciamo così, contenuta. Però l'intenzione è di proporre una quota che sia molto abbordabile. Sì, esatto. Ecco. E vorrei anche sottolineare il fatto che stiamo costruendo un progetto molto articolato che coinvolge molti ambiti del conservatorio, perché a regime ci saranno dunque, come ha detto bene la nostra vice direttrice, le maestre che faranno il percorso di propedeutica, cioè prepareranno in prima e seconda i bambini che poi si iscriveranno al conservatorio in terza, quarta e quinta. Queste maestre, nelle nostre intenzioni, verranno formate nel nostro corso di didattica. Quindi organizzeremo un corso di formazione mirato proprio a questo.